Nessun approfondimento ulteriore, la Pedemontana procede com'è, il governo esclude l'opera da quelle che devono essere sottoposte all'analisi costi-benefici, la soddisfazione di Zaia, opera trasparente. Caso Spaccate a Padova, non solo il tunisino arrestato, l'indagine dei carabinieri prosegue per individuare altri eventuali autori dei colpi. Vino dall'est Europa per produrre spumante, sequestrate dalla Guardia di Finanza in una cantina trevigiana, bottiglie per 800.000 euro. La polizia municipale di San Bonifacio intercetta e blocca un autista di un pulmino scolastico trovato con un tasso alcolemico fuori legge. Caso Compiano, dopo la decisione del giudice secondo cui non fu bancarotta, sindacati ed ex dipendenti amareggiati, un sentimento condiviso anche dal sindaco di Treviso Mario Conte. A un anno dal referendum per l'autonomia, la Lega Veneta è in festa il 21 e il 22 ottobre a Treviso, atteso nella Marca anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Libri in regalo è l'ultima iniziativa organizzata dal Comitato Cittadino di Quartiere Pertini a Mestre, sempre attivo per tenere lontane le cattive frequentazioni dalla zona. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e torniamo a parlare della Pedemontana Veneta. Anche se avessero svolto ulteriori verifiche non avrebbero trovato nulla che non va. È il primo commento del governatore del Veneto Luca Zaia, la notizia che nel DEF, nel documento di economia e finanza del governo, è stabilito che la grande opera non verrà sottoposta all'analisi costi e benefici, è esclusa dalle grandi opere che verranno sottoposte all'analisi costi-benefici. Insomma, nessun approfondimento ulteriore, la Pedemontana procede così com'è. Pedemontana esclusa nel DEF, il documento di economia e finanza, dall'analisi costi-benefici. La superstrada in costruzione, 94 km che collegheranno Treviso a Vicenza, incassa di fatto il via libera del governo, senza dunque che nessuno sollevi obiezioni sull'infrastruttura. Nel documento redatto dall'esecutivo la nuova arteria viene esclusa da ulteriori verifiche e approfondimenti. Basta dunque tentennamenti, l'opera va avanti come stabilito, sebbene a livello regionale il Movimento 5 Stelle abbia a più riprese ribadito la propria contrarietà all'intervento e promesso battaglia in tutte le sedi, compresa Roma, dove il consigliere pentastellato Jacopo Berti si era impegnato a portare all'attenzione del governo quello che giudica uno scempio ambientale. Nulla di tutto questo e il contenuto del DEF lo conferma. È un importante tassello, però è bene chiarire che non abbiamo nulla da nascondere. Voglio ricordare che ho realizzato questa infrastruttura che era di fatto un'opera incagliata, è la più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, vale 2 miliardi 258 milioni di euro, 94 km e mezzo, 14 caselli e 36 comuni. Un'opera strategica, l'abbiamo riesumata, l'abbiamo salvata dall'incaglio e proprio per questo abbiamo coinvolto fin da subito l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'Avvocatura dello Stato e la Corte dei Conti. Altre opere come il Terzo Valico, la Torino-Lione o la stessa Pedemontana Lombarda finiranno sotto la lente di ingrandimento dell'esecutivo, che evidentemente ritiene invece sufficienti i monitoraggi in corso da parte della Regione Veneto sulla Pedemontana. È come un palazzo di cristallo trasparente, chi vuole vedere i conti sono a disposizione, anzi sono online, nel senso che tutte le informazioni sono a video, però ben venga questa presa di posizione nel DEF che quantomeno toglie ancora queste ombre di dubbio che qualcuno continua ad avere. Opera miliardaria su cui si sono concentrate anche forti critiche e insinuazioni. Zaia, come da suo stile, non si scompone. Se qualcuno ha qualcosa da segnalare, invece di fare polemiche, va in procura e fa una denuncia. Almeno avremo capito se quella denuncia è fondata e allora ci saranno dei condannati. Se è infondata ci sarà qualcuno che dovrà rispondere di calunnia. Ed ora torniamo a parlare del caso delle spaccate di Padova. Come sappiamo, abbiamo raccontato ampiamente ieri l'arresto del presunto autore della raffica di spaccate a Padova, ma a quanto pare le indagini di polizia e carabinieri non sono concluse. Dopo il fermo del tunisino 39enne ritenuto responsabile di 4 delle decine di spaccate avvenute a Padova nelle ultime settimane, emergono anche particolari e dettagli dell'indagine, come il fatto che un gruppo di poliziotti e carabinieri abbiano lavorato ininterrottamente, trascorrendo numerose notti in bianco per stringere il cerchio e individuare il responsabile. I carabinieri intanto non si sono fermati, nel mirino sono finite 7 persone, 3 italiani, 2 tunisini, un romeno e un sudamericano, sospettati di aver compiuto parte delle spaccate, tra cui proprio il tunisino
tunisino fermato. Evidentemente le forze dell'ordine pensano che possano esserci anche altri autori. Al momento i laboratori stanno analizzando i loro DNA, anche ricorrendo al RIS di Parma, confrontandoli con le tracce trovate nei locali colpiti. La squadra mobile padovana ha accertato che il tunisino sarebbe responsabile anche del furto all'interno della tabaccheria di via Pacinotti, dove erano state asportate sigarette elettroniche lo scorso maggio. Il proprietario ha riconosciuto la merce che gli era stata rubata. Inoltre attribuiti al 39enne anche i colpi al bar Carlotta, nel negozio di abbigliamento in zona Stanga, nel negozio di via Altinate avvenuto in giugno, bottino 14.000 euro. Intanto, per una serie di cavilli giuridici, nonostante il suo primo fermo sia arrivato nel 2014, il tunisino non è mai stato realmente espulso dall'Italia. La Guardia di Finanza di Vicenza ha sottoposto a sequestro preventivo beni immobili, mobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 190.000 euro nei confronti di 2 imprenditori della società da essi rappresentata con sede nella provincia Berica, accusati di falso in bilancio, truffa ai danni dello Stato e responsabilità amministrativa della persona giuridica. I 2 indagati, operanti nel settore del commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi, sono un bresciano di 49 anni e un vicentino di 47 anni. L'azione investigativa si è conclusa vincolando quote sociali di un'impresa, 2 immobili, 8 saldi attivi di rapporti finanziari e 2 pregiati orologi da polso che abbiamo visto nelle immagini. Un'altra operazione della Guardia di Finanza riguarda invece una cantina trevigiana. Vediamo perché. Vino extra UE utilizzato per ricavare spumante in barba alla normativa comunitaria. La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato nei giorni scorsi in una nota cantina trevigiana quasi 200.000 litri di spumante del valore complessivo, una volta in commercio, di 800.000 euro. Le fiamme gialle del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno verificato le singole operazioni di elaborazione effettuate dall'azienda ed esaminato minuziosamente la contabilità industriale, appurando così che 114.700 bottiglie di spumante pronto per la vendita erano state ottenute con vini provenienti dall'est Europa. Le bottiglie sono state poste sotto sequestro insieme ad altri 111.500 litri di vino allo stato sfuso, in corso di lavorazione con l'aggiunta, anche in questo caso, di prodotto non comunitario. Il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, Forestali e del Turismo ha disposto che i prodotti vinicoli sotto sequestro, non essendo commercializzabili, vengano inviati in distilleria per la produzione di aceto a fini industriali. Ai trasgressori sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 240.000 euro. La polizia locale di San Bonifacio ha intercettato e bloccato un autista di un pulmino scolastico che è stato trovato con un tasso alcolemico di 2,0 grammi per litro, oltre 4 volte i limiti di legge. Un intervento dei vigili che è stato compiuto sulla base di una segnalazione fatta da alcuni genitori, quindi evidentemente un caso che si ripeteva, che ha allarmato i genitori, che hanno quindi chiamato la polizia locale. Nel frattempo le polizie locali della provincia di Verona sono impegnate, su input del prefetto, nei controlli dei bus scolastici dedicati appunto alle gite scolastiche. Nello scorso anno sono state controllate dalla polizia locale 434 mezzi. E allora torniamo al caso Compiano, la decisione del giudice che 2 giorni fa ha ribaltato anni di lavoro della procura. Sindacati ed ex dipendenti del gruppo sono amareggiati ed è un sentimento ben interpretato anche dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Una decisione se non altro inaspettata, un dispiacere per tutti quei lavoratori che prima si sono trovati in mezzo a una strada e adesso restano anche senza risposte. È del sindaco di Treviso Mario Conte l'ultimo commento in ordine di tempo alla decisione con cui il giudice Angelo Mascolo ha derubricato l'accusa nei confronti di Luigi Compiano, ex patron di NES, da bancarotta fraudolenta ad appropriazione indebita, assolvendolo negli altri 3 procedimenti a suo carico e con lui tutto il consiglio d'amministrazione. L'intera provincia si interroga sul pronunciamento che lascia al momento senza colpevoli un dissesto, dice Conte, che ha purtroppo cambiato le vite di molte famiglie. La procura attende le motivazioni per presentare ricorso a una sentenza che ha stupito e spiazzato gli inquirenti. Lascia una mano in bocca anche a noi naturalmente, perché è una questione, una vicenda che abbiamo seguito già dal 2013 nel 2014 e che ha investito naturalmente più di 500 dipendenti e le loro famiglie. È una vicenda che ci lascia basiti perché appunto non c'è una risposta
risposta a questo buco di 40 milioni che sembrano scomparsi, ma non è colpa di nessuno. Vogliamo andare più a fondo sicuramente della questione, certo che ci preme la questione dei lavoratori, perché sicuramente loro che sono stati coinvolti in prima persona è proprio un atto molto, come posso dire, di grande sofferenza rispetto a tutta la vicenda che ha invaso la provincia di Treviso. Siamo un po', dire arrabbiati è anche poco. Di fatto oltre 500 posti di lavoro saltati, il signor Compiano ha creato parecchi disagi anche a livello di disperazione da parte di moltissimi miei colleghi con relative famiglie. Di fatto noi eravamo convinti che la giustizia avrebbe preso un altro corso. Sicuramente c'è questa convinzione, almeno da parte mia, sicuramente da parte di molti nostri colleghi, che comunque la coscienza ha il suo giudizio. Una notizia di cronaca dell'ultima ora con ancora pochi dettagli, viene sempre dalla Marca trevigiana, di un uomo di 72 anni che sarebbe morto dopo essere caduto da un albero dove evidentemente stava lavorando per la potatura, caduto poco fa a Vittorio Veneto. Ulteriori dettagli ovviamente se li avremo nel corso del nostro telegiornale, oppure ovviamente questa sera nel telegiornale di Treviso. La cronaca giudiziaria ancora, e stavolta parliamo della Procura di Venezia che indaga su un caso di liste d'attesa a Venezia, o meglio nella zona di Mirano. Ci dice tutto al telefono Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia, parliamo di sanità perché è stato aperto un fascicolo dalla Procura sulle liste d'attesa dell'ULSS 13 di Mirano, nel 2016 inglobata nell'ULSS 3 Serenissima. Questo perché c'è il sospetto che un programma software abbia modificato tra il 2015 e il 2017 le ricette di 44.600 pazienti che avevano chiesto una visita o un esame specialistico ma non potevano ottenere una risposta nei tempi previsti. Questo software modificava le priorità facendo rientrare le prestazioni in parametri regolari, e un dirigente dell'ULSS di Mirano che si occupava proprio delle liste d'attesa è già stato sospeso per 5 mesi senza stipendio. Sarebbe stata la stessa Regione Veneto a segnalare il caso alla Procura, che quindi ha già avviato gli accertamenti. In ogni caso al momento il fascicolo è senza indagati. Tra quelle modificate dall'ULSS 3 ricordiamo che l'anno scorso figurano 1971 prescrizioni per una prima visita dermatologica, 800 per una ortopedica, 511 per una cardiologica, ancora 672 per una neurologica, 330 per la risonanza magnetica arachide e 200 invece per quella alla spalla. 258 per colonscopia e 300 per l'ecodoppler. Questi sono tutti i primi dati che ci sono al momento. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso torniamo a Padova per parlare di un altro sciopero per i Vigili del Fuoco che temono la chiusura delle sedi distaccate per mancanza di personale e che lamentano le difficoltà quotidiane per la carenza di organico per un corpo davvero così importante come quello dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco di Padova hanno indetto uno sciopero per il 13 ottobre, il quinto in un anno, una situazione definita drammatica dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco. I prepensionamenti e altri problemi di insufficienza di organico creano difficoltà nella composizione delle squadre di soccorso. Anche gli automezzi, alcuni vecchi di 30 anni, hanno continui problemi meccanici. La carenza di organico, in pratica, denuncia il sindacato USB, costringe il personale a svolgere solo le funzioni di soccorso, tralasciando altre attività importanti come formazione, manutenzione e controllo delle attrezzature. I pompieri si dicono pronti ad altre azioni forti di protesta e lanciano un appello alla politica e ai cittadini che rischiano di non vedere garantito un servizio di soccorso fondamentale perché sostengano le richieste. A proposito della politica, la festa della Lega del Veneto è in programma il 21 e 22 ottobre a Treviso. Non è una data a caso, il 22 ottobre è un anno esatto dal referendum per l'autonomia. Atteso nel capoluogo della Marca anche il ministro dell'Interno Salvini.
La Lega del Veneto è pronta a riunirsi per la festa nazionale del partito il 21 e 22 ottobre nell'ex area Pagnossina Treviso. La domenica sarà la giornata del sindaco di Treviso Mario Conte e degli eurodeputati Bizzotto e Scottà. Per lunedì invece è atteso a Treviso il ministro Salvini. 1 o 2 giorni in cui i vertici leghisti si riuniranno per discutere dei temi caldi del momento, tra questi quello che più sta a cuore ora ai veneti, ovvero l'autonomia. Non a caso infatti il secondo giorno della festa accadrà proprio il 22, ad un anno esatto dal referendum. Lunedì ci sarà Luca Zaia con Matteo Salvini, con tutti i parlamentari a Roma per dare un manforte a questo passaggio importante dell'autonomia con il governo centrale, con un ministro dell'interno, per un confronto, diciamo chiaramente amichevole, proprio sull'autonomia per far valere le ragioni del Veneto. 12 mesi dopo è tempo di un bilancio per un percorso che, spiega D'Arè, sta andando avanti. L'autonomia muove i primi passi grazie ai nostri ministri Stefani e naturalmente a Fontana. Vogliamo cambiare le regole, vogliamo dare questa autonomia soprattutto alle regioni come il Veneto, che sono le regioni trainanti. Il passaggio è difficile, bisogna farlo in maniera graduale, ci sono cose che si possono fare subito, ci sono cose che vanno fatte a tempo debito e naturalmente con la copertura economica. Una breve pausa pubblicitaria e poi ci rivediamo qui in diretta. Rieccoci in studio, la prima edizione del nostro telegiornale in diretta. Ripartiamo da Vicenza e ripartiamo dal SUEM di Vicenza che compie 30 anni. 10 ottobre 1988, 10 ottobre 2018. Il SUEM di Vicenza, antesignano dei servizi di urgenza ed emergenza del Veneto, compie 30 anni di vita. Si dovrà attendere gli anni 90 per l'istituzione da parte della Regione Veneto delle 7 centrali operative, una per ogni capoluogo di provincia. Ad avere l'intuizione, mutuata dai cugini francesi, un medico anestesista, il dottor Remigio Verlato, che dalle ambulanze che semplicemente si recavano a raccogliere il paziente per portarlo successivamente in ospedale per le cure del caso, si chiede: perché non mandiamo, virgolette, l'ospedale sul paziente? E da quella è nata la filosofia del SUEM, cioè portiamo il personale sanitario per una volta direttamente sul paziente e cerchiamo di dargli tutte le cure sul posto. 510.000 era il numero da fare per l'intervento, poi arrivò il prefisso 0444 davanti, fino al conosciutissimo 118. L'idea, neanche a dirlo, fu un successo. Nei primi 3 mesi di attività del 1988 gli interventi furono 1218, ma di anno in anno crebbero in maniera esponenziale. Oggi, dati 2017, in tutta la provincia di Vicenza le chiamate sono state oltre 180.000. Lo staff è cresciuto ed è sempre più qualificato: 5 medici, 30 infermieri, 16 autisti, 10 operatori, un coordinatore infermieristico e un direttore della centrale operativa. 12 le ambulanze che coprono tutto il territorio vicentino, 2 quelli in città con più un'auto medica. Un servizio che inevitabilmente si sposa con quello dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, generalmente dove ci sono loro c'è anche il SUEM. Hanno imparato a stringere i tempi. Oggi lo standard regionale prevede 18 minuti tra partenza e arrivo sul luogo del soccorso. Certo, c'è da combattere ogni giorno con le risicate risorse e loro hanno imparato a selezionare le chiamate, una sorta di triage al telefono, e per questo lanciano un invito alla popolazione. Lasciamoci però anche guidare dalla professionalità del personale. Da parte nostra mandare l'ambulanza è forse l'atto più semplice, non è l'atto più difficile. L'atto più difficile è riuscire a fare in modo di avere sempre un'ambulanza disponibile per chi veramente ne ha bisogno. La storia di un dramma ma anche di una speranza. Il dramma è quello dell'ex allenatore del Petrarca di rugby Alessandro Battestin, che sta lottando contro la SLA. La speranza è quello del sostegno di tutto il rugby veneto per la sua battaglia. Ha bisogno sempre di più di persone a fianco, visto che non può stare da solo da ormai 7-8 mesi. Abbiamo trovato un canale tramite il Giappone per fargli arrivare questo farmaco, non è stato semplice, non è stato assolutamente economico, però siamo riusciti a provare questa terapia. È solo un passaggio della cronaca della partita più dura che sta affrontando Alessandro Battestin, uno dei volti che hanno fatto la storia del rugby padovano. Lillo, come tutti lo chiamano, sta combattendo contro la SLA, la sclerosi laterale amniotrofica. Una partita durissima, dove però sa di poter contare sul sostegno di una mischia fatta da tutti i rugbisti veneti.
che oggi a Treviso hanno presentato una nuova iniziativa. Con un giro di telefonate abbiamo un po' chiamato tutti quanti, i ragazzi del Padova, del San Donato, del Rovigo, del Mogliano, del Benetton, e loro sono venuti subito ad aiutarci per questo tipo di evento. Che evento ci sarà? Ci sarà un evento il 3 novembre nell'isola delle Pescherie a Treviso, ci saranno degli stand enogastronomici. L'obiettivo è raccogliere fondi per le terapie, ma anche per riadattare la sua casa ad un corpo che non vuole fermarsi. E per chi si aspettava una partita di rugby a sfondo benefico, la risposta è semplice. Molti di loro non possono giocare, se si fanno male è un disastro per loro. E dopo, quando si gioca a rugby, in realtà non c'è più l'amicizia, ma c'è chi vince e chi perde. E qui vogliono vincere nel nome della solidarietà. Ascotrade guarda alla solidarietà, crediamo che questo sia uno dei suoi mandati, è una società commerciale che non dimentica le proprie origini, oggi guarda oltre confine, però non dimentica la provenienza, non dimentica il territorio. Queste situazioni, questi eventi vanno aiutati e Ascotrade è presente. Niente partita quindi, passando direttamente al dopo. Tra le iniziative per quella giornata anche le foto con i campioni. E un'anticipazione c'è stata oggi con gli amministratori diventati fotografi e testimonial una cronista in vero un po' in difficoltà. Datele da lei, mi raccomando. La cosa è abbastanza imbarazzante. Si può combattere il degrado in tanti modi, non solo ovviamente con il presidio delle forze di sicurezza, ma anche con la cultura. Lo fanno al quartiere Pertini a Mestre. Non c'è molta gente che viene in biblioteca e invece questa mattina sono venuti molti a prendersi libri, bambini, mamme, nonne, uomini che in genere vengono poco, e abbiamo dato via veramente molti libri. L'idea di raccogliere quei volumi che strabordano dalle librerie e di donarli ai residenti del quartiere si è rivelata vincente, e così la piazzetta antistante la chiesa del quartiere Pertini di Mestre stamattina si è trasformata in una biblioteca en plein air. L'iniziativa del vulcanico comitato di cittadini è stata accolta con grande entusiasmo da grandi e piccini. Qui facciamo un po' di tutto, facciamo cultura, facciamo turismo, facciamo ricreazione, facciamo un po' di tutto. L'importante è tirar fuori la gente da casa. Nel quartiere risiedono molti anziani e tra loro più di qualcuno non ha la possibilità di acquistare un libro. Regaliamo la cultura è stata perciò un'opportunità di condivisione e di solidarietà. Qui abbiamo dato via oltre 2000 libri da questa mattina. Contiamo di darne via un altro migliaio anche oggi pomeriggio, siamo molto soddisfatti. A collaborare all'iniziativa del comitato anche i volontari dell'Auser, sempre vicini alle necessità degli anziani, anche con il buffet letterario, incontri di lettura ogni giovedì del mese nella sede dell'associazione in quartiere Pertini. È una bella iniziativa, signora? È una bella iniziativa. Benissimo, che vorrei di più banchetti qua. Te sa che ne venga di più, bisogna ringraziare il signor Giorgio, perché è tutto io che fa. Questo è importante perché non vendono niente ma regalano cultura, regalano un libro da leggere. A me mi piace i libri di fiabe, guarda, ho 80 anni i libri di fiabe. Quando c'è qualche libro in più portatecelo e noi provvederemo poi a riciclarlo a chi ne ha necessità. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione a partire da ore 13, fra pochissimo, dopo di noi. Oggi è giovedì, quindi è la giornata in cui la CGIL risponde alle vostre risposte. Oggi si parla di vertenze di lavoro, quindi molto importante, un focus anche molto attuale. Si parlerà non solo delle vertenze ma anche della recente sentenza della Consulta che ha bocciato uno degli articoli del Jobs Act sui contratti. Quindi se volete intervenire poi in diretta oppure con una domanda, le vostre domande sulla pagina Facebook di Antena 3, facciamo questo focus con Antonio Ventura, coordinatore dell'ufficio vertenze della CGIL di Treviso, e Fabio Zamperla, sempre dell'ufficio vertenze della CGIL di Treviso. Poi questa sera 20:10 spazio al sorriso con i Papu, con Ramiro Besa e Andrea Appi, che ci racconteranno le loro ultime novità, sempre ovviamente con gran divertimento. E poi questa sera dal divertimento si torna alla riflessione e torniamo a parlare del Vajont, perché a grande richiesta da parte di voi telespettatori di Antenna 3 stasera alle 21:15 andrà nuovamente in onda lo speciale
dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma che è costato la vita a 1910 persone la notte del 9 ottobre 1963, quindi ancora interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Lieve instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 ottobre. Sul Veneto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, tuttavia con qualche pausa soleggiata. Non si escludono dei locali rovesci sulle province occidentali e inoltre su quelle meridionali della nostra regione, ma la tendenza sarà per un miglioramento. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione andrà decisamente meglio. Ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche in questo caso ci sarà più spazio per qualche schiarita al mattino, nel pomeriggio invece sarà possibile qualche temporale a carattere sparso un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.